supermercato, perché non la riconosciamo più. Dentro troviamo la sabbia, soffiature, anche gli altri materiali che 20 anni fa, o 25 anni fa, li controllavamo, no? In durezza, facevamo magari dei controlli più sofisticati, li riconoscevamo, adesso un po' meno. È chiaro che questi acciai sono acciai speciali, perché vanno a finire dove? Per esempio un uomo su due si rade con acciaio vedete, probabilmente arriva da sangue. Poi cosa c'è? La Volvo, purtroppo è diventata cinese, non utilizza gli acciai che fabbrichiamo a San Viche. C'è la Saab, cinese anche quella, purtroppo, ma per loro gli acciai sono sempre quelli. La Hammer, che è americana, no? Hammer è cinese, anche quella. Mi piace l'Hammer, anche quella è cinese, e utilizza acciai svedesi. Indolo, mi dice qualcosa? Sì, l'ago della cultura, la maggior parte degli aghi li fabbricano qui. Ho visto che lui sta facendo un invito quindi ad andare anche sul sito nostro della Sandvik, perché noi costruiamo il materiale e gli utensili, gli inserti per la costruzione delle delle protesi. Noi forniamo le maggiori aziende biomedicali del mondo su questo aspetto. Perché il materiale? Questi materiali poi possono essere usati qui, mining e construction, cioè perforazione della roccia, perforazione petrolifera. So che è perforazione della roccia? Le più grandi gallerie al mondo sono state fatte con macchine, non con utensili, della sangue. Il canale tra la Francia e l'Inghilterra, come si chiama? Sono messi d'accordo, un giorno ha detto, ciao francesi, partiamo e poi ci troviamo nella strada, giusto? Riproviamoci, seconda volta, poi la terza volta ci hanno legato tutto, hanno sistemato e sono usciti. Queste macchine sono talmente costose, tirarle fuori, che le abbiamo lasciate in una montagna, sotto l'acqua, sotto il mare. Le hanno deviate, non riuscivamo a farle tirare fuori. No? Ok? Però noi e voi siamo qui. Perché noi e voi siamo qui? Ragazzi, insegnanti, noi facciamo tutto, noi facciamo parte di quello che si chiama Turing. Okay? Quindi la Sandvik Coromab è una branca della Sandvik marchio blu generale, però vi dico tranquillamente che queste sono cose grandissime, ma noi li manteniamo tutti e due. Qui cosa vi ricorda? C'è tanto materiale da togliere, anzi dentro qui ci sono molte opere di grande dimensione, di grande modulo, e quindi per noi insomma ci vivono un po' gli occhi perché è business. Stampi, dove siete anche molto esperti, automotive, per fare un automobile occorrono circa 4 inserti, per fare un aeroplano occorrono circa 6.000 inserti, e c'è qualcosa come 2 milioni, 2 milioni e mezzo di fori da realizzare in questi materiali che sono anche nuovi, compositi. Sono punte, fresettine, diamantate sostanzialmente, e devono essere utensili certificati. Non posso inventare un utensile per l'aerospace, va certificato. I nostri clienti giapponesi, cinesi, americani, coreani, eccetera, d'Europa, vogliono abbattere il tempo ciclo, perché lui lo sa bene che l'azienda avrà una cosa, quando lui andrà a lavorare, spero per lui, l'azienda avrà una cosa: primo, essere produttivo, produrre nel meno tempo possibile. Ci sono dei cataloghi, ci sono delle guide, ci sono delle guide specializzate. Per esempio vi devo occupare di foratura, magari di foratura corta, il mio compagno deve preoccuparsi di foratura profonda. Ci sono dei manuali, ci sono delle norme, delle regole. In tonitura, per esempio, io chiedo ai ragazzi quali sono i paletti fissi che normalmente loro hanno o hanno capito rispetto all'inserto, perché se mi capitasse di essere coinvolto in un'assunzione, in un colloquio di assunzione, qualche domanda la devo aspettare, e allora non posso dire no, non me l'hanno insegnato, no, non conosco. Dovete dire sempre: sono un ragazzo attivo, mi metta alla prova perché imparo in fretta. Questo è il trucco. No, voi siete anche bravi perché sono bravi questi insegnanti. È ovvio che le informazioni più veloci che arrivano agli operatori sono queste.
queste scatolette rosse, poi facciamo vedere, dove noi i dati di taglio, il materiale da lavorare lo scriviamo già all'esterno. Sostanzialmente poi possiamo dire, perché le troviamo ancora, che negli anni 70 c'erano questo tipologia di macchine. Molti ragazzi che no, noi abbiamo ancora a scuola il torno parallelo, la fresatrice, il trapano, ok? Ed è importante che le scuole ci siano, non dovete stancarvi di lavorare su queste macchine. Sapete perché? Perché queste macchine vi danno una maggiore sensibilità, quella che al meccanico serve sempre. Io adesso non voglio dire che quando misurate la rugosità superficiale usate l'unghia oppure l'occhio, tutto già gli strumenti dati, ma un po' di sensibilità va acquisita. Uno può aggiungere toniche, soglie di evoluzione in genere, posso fare le profilature, quindi una sala più complessa. Normalmente nella maggior parte dei casi l'utensile è fermo con il pezzo di ruota, non è sempre vero, ci sono le macchine a tornillo dove c'è l'utensile, sono macchine particolari, magari vengono usate su diametri molto grandi. Però siete d'accordo, il trucciolo si forma, scorre e avete visto, indietro, avete visto dove si forma? Guardate, la porzione che striscia sull'inserto, lucida, ricalcata, sicuramente un po' più dura, quella interna poi farò girare, e la quale non fate di male, farò girare in due trucciolini, perché noi amiamo analizzare il trucciolo, perché il trucciolo ci dice un sacco di cose, perché il trucciolo, come diceva, come ti chiami tu? Daniel, come diceva Daniel, lo devo controllare, e allora nel momento in cui non è più controllato, cioè magari non è più corto, vuol dire che qualcosa è successo. Cosa è successo? È successo nient'altro che l'inserto si è logorato, si è usurato, la geometria non esiste più, non è più funzionale e a un certo punto, va bene, ho delle altre armi, devo ruotare l'inserto, devo posizionare un altro tagliente nuovo nei confronti del pezzo della lavorazione, giusto? Attenzione, mettiamo un altro tassellino perché il tempo è sempre tirante. Secondo voi, io c'ho il mutuo, quanto deve durare l'inserto? Dipende. Allora lui ha già fatto il corso perché la risposta a tutte le domande dipende. A Milano escono tutti dicendo dipende, anche in mensa, dipende, cosa mangi? Dipende, perché hanno imparato bene. Certo che dipende, da che cosa dipende però? Bravo, allora il rilievo, l'operatore, anche se non fa il ciclo, la prima cosa che tiene conto è il materiale. Ha detto che materiale è, perché poi io sceglierò l'inserto in base a quello. Se è un materiale molto più duro, cosa succede? Che questo resiste, non abbiamo ancora detto il tempo, di più o di meno? Di meno. E allora io devo ritoccare i dati di taglio. Questo ritoccare verso il basso i dati di taglio fa arrabbiare molto gli operatori, perché se io abbasso la velocità di taglio, cosa succede? Succede che diminuisce la mia produttività, faccio meno pezzi. E guardate che i materiali oggi si presentano con durezze diverse. Avete 3-4 barre di un materiale, la mattina li lavorate, dite Alberto mi ha proprio dato un bel inserto, lavora bene, dura questi famosi 15 minuti di contatto utile, che è un paletto. Poi nel pomeriggio trovate quella barra, stesso fornitore, stesso cambio l'ha portata qua, eppure dura molto meno. E dico, bah, l'inserto mi ha dato, poi controllo e la durezza è aumentata. Capita molto spesso, tant'è vero che i materiali hanno una tolleranza, quando li compriamo ci indica una tolleranza, più o meno tot punti Brinell, poi la vedremo. Allora va conosciuto bene. Cosa fa questo inserto? Cosa sta facendo? Già fermato, ho fermato io anche. Allora, perché avete scelto quell'inserto lì? Perché poi ha un nome, No, è sbrocciatura. quindi lui è già avanti, perché vuol dire che l'insegnante ha già fatto una bella lezione. Poi scopriremo da dove l'ha visto, perché l'ha visto talmente bravo. Dico di sì, magari dico di no, però. Allora, io scelgo sempre l'inserto, quello più robusto in assoluto, prima di tutto.
secondo che mi permetta di realizzare quella lavorazione. Sfacciatura l'avete vista che è stata fatta, giusto? Intestatura, non so come chiamate, tornitura cilindrica, quindi la sagoma, la forma dell'insetto è questa. Sapete come si chiama? In qualche scuola mi dicono Ugo, Giovanni, Alberto. Dimmi? Ma ha un nome? Ce l'avrà un nome? Alberto ne ha tanti, ne ha diversi, per diverse applicazioni, quindi ogni insetto avrà un nome. Ci fermeremo magari qualche minuto sul nome, è importante. Però mi fa piacere questa indicazione, no? Il materiale, la forma, la robustezza. Quindi sfacciatura. Guardate qui il vostro materiale, materiale più lungo, un acciaio C40, avete letto anche sotto un valore che è importante. Mi fermo ancora, perché lui vi deve dire come ha fatto a scoprire che era un insetto di sfacciatura. Cosa ha visto? Perché a me interessa l'allievo che è curioso. La profondità di passata. Sì, cioè non vuol dire la velocità, mi ha dato questa impressione. Poi anche la sua forma. Un CNMG potrebbe anche eseguire una finitura. Guardate allora qui, oltre alla forma, al raggio di raccordo, alle cose molto importanti, ce ne sono due che vanno al di là del nome. E il nome è qualcosa di internazionale, cioè il nome che daremo noi con l'inserto è uguale anche in Cina, in Giappone, in Australia, in Antartide, se si fa. Quindi gli inserti sono forme identiche esternamente, però magari si possono permettere prestazioni diverse. Basta, vedete che si va tranquillamente. Il corpo del cruccio c'è, la rugosità su. Qualcuno non state a guardare qui che è molto più lisso, È l'impressione, è vero, però stiamo sempre sgrossando. Quindi non devi impressionare il pezzo, devi impressionare il fatto che posso o non posso gestire una polipassata così grande. Ce l'ho la macchina? Sì. Ce l'ho l'inserto? Sì. Hai la potenza necessaria? Sì. Qui abbiamo cambiato, perché questo avete detto l'altra volta, magari non si intende, perché questo insertino qui deve fare una finitura. Ed è molto importante conoscere, allora a questo punto, quando sono in finitura, non solo la forma, non solo se questo inserto è monolaterale o bilaterale, ma anche questo raggio di raccordo qui. Questo raggio di raccordo qui è molto importante per il tornillo. Anche e soprattutto per il finitura. Determina un sacco di cose. Le vediamo, Questa invece è addirittura una geometria di estrema finitura, se la per la media di finitura, quindi il nostro pezzo. Per un semplice motivo, la terza lettera è la tolleranza di esecuzione. Non ci sono valori, le tolleranze però sono diverse. Il settore spaziale utilizza inserti che hanno tolleranze più strette. Poi l'ultima lettera, la lettera G, in questo caso cosa vuol dire? Vuol dire che l'inserto la ripresa del diametro interno, quindi prima sgrossare. Ma io non tocco lo che Cosa fa? No, perché il bareno ha fatto una bella precisazione. Quanto è il diametro minimo che posso fare con quel bareno? C'è sempre scritto sull'utensile. Questo bareno può essere utilizzato senza tallonare da un certo diametro, ok? Se no giustamente dietro va a tallonare, ok? Quindi questo bareno qua, che voi lo misurate, magari 16 mm, il diametro 16 non va bene, quindi tallona. Quindi dovete fare un preforo prima. Quindi se lo faccio ripartire l'ultima volta, si può fare sì, dopo lo vediamo, sì. Rifacciamo il ciclo e poi lo vediamo col solido.
quindi ripeto, sgrossatura, con utensili di sgrossatura, guardate qua che rimane il pezzo non finito direttamente. Quindi un po' riesce a entrare perché un po' di angolo di spoglia ce l'ha, poi devo utilizzare utensili finitori, una geometria differente, una da finire, a questo punto filetto, e guardate che poi dalla filettatura sempre la passata a vuoto, sembra sempre, una passata a zero. Vedete anche qui lo smusso, ho fatto un po' più lungo del pezzo, in modo da riuscire a tagliare, quindi questo è il pezzo finito che riuscite a fare. Quindi addirittura qui andare a fare sono la sezione, in modo da capire meglio come fatto il pezzo, l'introcatura, la velocità di taglio, metro al minuto, poi date limite di giri per velocità di taglio costante, quindi massimo arriverà a 500 giri. Cioè non può andare piano, c'è un limite. Dopodiché vi dico che troncomi dal diametro 48, posizionato a Z-60, fammi lo smusso da 1 mm, però quando arriva al diametro 26, che quindi un diametro 1 mm maggiore del diametro fatto con la punta, diminuisce l'avanzamento a 1,5 centesimi e gira 200 giri. Poi facendo il pezzo là, se non c'è un sacco di giri, ci interessa la qualità, ci interessa togliere dipende da il diametro che devo raggiungere. Sapete? Da 50 si partiva, devi fare due passate quanto vale? due passate se lo faccio due passate da 2 minuti. No, noi nella programmazione di questa fase abbiamo impostato una P di 2, ok? Anzi, se voi prendiate sul raggio, quindi se tolgo 2 dal raggio tolgo 4 sul piano. Cosa tolgo? No, non ho capito. allora, se con una variazione Noi l'abbiamo lasciato a 3,50. Basta, adesso riesce a fare a fuoco, guardate la punta come è vicina. Raffa, quanto deve essere lunga? Quanto ci sta? No. Sì, è troppo. No, ci vorrà un paio d'ore. ma poi qua a scuola, con i turni così, le robe che non trovi. Quanto ci impieghi? Quante licenze? Dai, un'ora e mezza ce la faccio. Vabbè, il barino ce la dobbiamo togliere. Voglio la testimonianza. Voglio- Devi dire che ce la fai in un'ora e mezza. Io in un'ora e mezza ce la faccio. Secondo me ce la faccio. Più che altro Un torneo tradizionale. un torneo Io tradizionale. in 4 parlo ore. Io in 4 ore. Secondo me in un'ora e mezza lo facciamo. Pure te? Secondo me ce la facciamo. Scarano, sono quasi 4 minuti. ci ha insegnato un nome e abbiamo visto che il CNMG ha una sagoma ok, non era né quadrata né rotonda, ma com'era? C'è ancora in giro. Il CNMG che cos'è? Un inserto che ha una forma romboidale, è un inserto speciale. Voi avete usato un inserto di finitura
che va purtroppo un po' più moderno del solito, va fuori dagli schemi ISO, non è un inserto ISO, però guardate, non ce l'hanno neanche tante aziende che si occupano di finitura attorno. Quindi magari dopo il tirocinio provate insieme agli insegnanti di laboratorio a smontare questo inserto e vedere sotto come è fatto, perché ci sono due binari a forma di T che lo tengono fermo e quindi è preso molto poco. Non volevamo, voglio dire, no? Non volevamo però è stata comunque un'occasione per vedere qualcosa di diverso dal solito. In fresatura di ISO c'è quasi più niente, in tornitura sì, però ogni azienda con la specie di inserti cerca di avere soluzioni diverse. Queste soluzioni, se funzionano, io le testo, le provo, le valuto e se mi danno qualcosa in cambio magari investo, altrimenti dico no. L'importante è non fare mai l'errore che fanno le aziende italiane qualche volta, dicono abbiamo sempre fatto così,